Bene, amici podisti, ben ritrovati con il nostro video diario di Coppa Friuli. Abbiamo appena archiviato la prima prova, siamo partiti, siamo a Bertiolo, sabato 24 marzo, si è aperta anche questa edizione. Beh, è una bella prova, un po' caldo, oggi è una giornata calda che c'è un po', non dico presi alla sprovvista, però non ci aspettavamo queste temperature. Bel percorso, solito come quello giro unico, 8 km e 300 metri mi pare se non sbaglio, giro unico 60 asfalto e 40 sterrato, direi nessun problema. Percorso bello, nessuna difficoltà tecnica, ormai tutto pianeggiante, insomma lo conoscete, era come quello dell'anno scorso, quindi nulla è cambiato. Io ho sofferto, come ho detto, il caldo, è andata bene, comunque insomma si è in recupero da malanni vari, quindi non si può pretendere più di tanto. E adesso vediamo se c'è qualche gentile donzella podista che ci racconta magari qualche impressione, come è andata, diciamo, la corsa. Andiamo un po' a sentire in giro. Allora, eccoci, siamo qua con la vincitrice della prova femminile, Vania Monticolo del CUS Udine. Adesso ci facciamo un po' raccontare com'è andata la gara. È andata bene? Raccontaci un po' come te la sei cavata. Dai. È andata bene, nonostante il caldo, perché oggi era caldo, il caldo era per tutti. Certo. E i primi 4 chilometri diciamo che sono stati un po' di rodaggio per me, era duretta, soprattutto nello sterrato. Perché c'era anche la polvere tirata su dagli altri atleti che erano davanti, e comunque è andata bene, dai. Il percorso non aveva difficoltà tecniche, quindi no? No, non c'erano difficoltà tecniche a parte lo sterrato, quindi bene, dai. E le tue avversarie ce l'avevi dietro? Raccontaci un po', ti hanno tallonata o come? No, oggi non mi hanno tallonata, Bene. no. E quindi diciamo non ci sono state difficoltà particolari, diciamo. Anche se comunque non sapevo di essere prima, sinceramente, perché durante il percorso nessuno me l'aveva detto, quindi forse è stato meglio, così non ti ha messo l'ansia condizionata psicologicamente, anche se insomma tu sei abituata a essere davanti. Sì, no. Non ci sono stati condizionamenti, sì. Abbiamo rotto il ghiaccio, adesso domenica prossima siamo a Terenzano, ci sarai? No, domenica prossima sono al CSI Campestre, quindi non ci sarò, ci sarò alle prossime. Bene, allora speriamo di ritrovarci in qualche altra dopo corsa, vieni sempre a raccontarci che ci fa piacere. Grazie e complimenti ancora, ciao. Grazie tanto. Ecco, adesso abbiamo preso qua una delle nostre, la Anna, che ritroviamo anche quest'anno a correre qua in Coppa Friuli. Abbiamo rotto il ghiaccio, contenta? Sì, moltissimo, finalmente è ricominciata Coppa Friuli, siamo molto contenti che è ricominciata, però bisogna fare un po' meglio, sono abbastanza critica per questa prestazione. Con te stessa, già sei critica. No, beh, la prima corsa, dai, bisogna rompere il ghiaccio, oggi era un po' caldo forse, l'hanno sentito tutti, tu anche? Ma sì, è che io ho fatto un weekend a Firenze, mi sono un po' divertita il weekend scorso, quindi sono ancora un po' reduce da altre attività non sportive. Ecco, già troviamo le scuse. Boh, comunque mi pare, dai, che sei arrivata senza problemi, no? Il percorso era senza difficoltà. Sì, poi mi sono ricordata anche dall'anno scorso e no, finita tranquillissimamente, poi mi sono divertita bene, dai, sì. Boh, domenica ci sei a Terenzano anche tu?
Beh sì, la seconda tappa di Coppa Friuli. Sì, sì, sicuramente. Quest'anno faccio tutte e speriamo di andare in un crescendo sempre verso il meglio. Beh sì, dai, allenata sei, no? Mi pare che ti dedichi bene con molta... Sì, 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 abbastanza. Con gli impegni lavorativi. Di sì, far bella figura al presidente, dai. Sì, sì, questo è per Fiorentino. Mi alleno tantissimo, Fiorentino. Presidente, per la nota. Voglio essere fiore all'occhiello di Gemmi Udinesi. Ok, bene. Allora ci rivediamo domenica a Terenzano, grazie, buon divertimento già per la prossima settimana e buoni allenamenti. Ciao. Ciao. Bene, adesso concludiamo dicendo, magari raccontando in 2 minuti, giusto una breve introduzione alla prova della prossima settimana. La seconda prova è domenica 1° aprile. Non è che ci fate il pesce? No, che pesce, facciamo fiori noi a Terenzano. Bene, quindi non è una bufala, la corsa c'è davvero. 1° aprile, dai, ci ritroviamo a Terenzano che torna dopo un po' di riposo, no? Torna nel circuito, ormai è una delle prove classiche, abbiamo qua Alessandro Berlasso, il Deus Machina qua di tutta la carovana, che adesso un attimino dai, ci racconta qualcosa sul percorso. Il percorso è quello solito, com'è? Dai, dici un po'. Il percorso è solito, quello di 2 anni fa, 9 km 200, se non cambiamo all'ultimo momento. Il paesaggio purtroppo è quello che è, però puntiamo a dare un fiorellino a tutte le donne che partecipano, dovremo riuscire a dare la pasta asciutta a tutti. Bene. E forse riusciamo anche a premiare i primi 3 di ogni categoria. Quindi insomma dai, la nostra fatica qualcosa ci viene in cambio. Dunque partenza sempre del solito lì nell'impianto di Speedway? Nell'impianto di Speedway alle 9:30 si farà un giro interno più un giro esterno, sì. E la stessa cosa all'arrivo al contrario, con arrivo in pista. Quindi il percorso è sempre quello, si snoda lì nei paesi lì in giro? Si snoda fra Terenzano e Cargnacco, per il momento teniamo quello, poi vediamo se riusciamo a fare qualche variante questa settimana qua, perché dobbiamo vedere un po' come sono le strade. Sì, quindi se mi ricordo bene, diciamo degli anni passati non ci sono difficoltà tecniche, tutta pianura, c'è giusto quel piccolo strappettino alla fine. C'è un sottovia e un sovrappasso, per cui si gioca tutto lì. Quindi sì, si potrà correre bene, insomma non c'è nessuna difficoltà. E percentuale di sterrato, sai già dirmi quanta sarà? Grosso modo dovremmo avere un 60% di asfalto e un 40% di sterrato. Quindi come più o meno sempre. Altre cose vuoi aggiungere? No, niente, per quanto riguarda Coppa Friuli quest'anno abbiamo l'Area Sport come sponsor ufficiale, che sì, a tutti i partecipanti a Coppa Friuli, tutti quelli che hanno un pettorale, avranno il 30% di sconto su un qualsiasi tipo di calzatura da running e vale da adesso fino al 2 di giugno presso il negozio dell'Area Sport, presentando un documento perché è uno sconto nominale. Bene, quindi avete sentito una cosa in più, insomma un'opportunità in più che ci viene data, visto che maciniamo tanti chilometri, consumiamo le scarpe e così rinnoviamo anche il nostro equipaggiamento. Bene, allora ci vediamo domenica prossima, partenza ore 9:30 come sempre, grazie Alessandro, buon lavoro, ci rivediamo domenica, ciao. Ciao a tutti. Grazie. Bene amici podisti, allora mettiamo in archivio anche questa prima prova di Coppa Friuli, archiviata, tutto è andato bene, è stata un bel pomeriggio di corsa, ci siamo divertiti, abbiamo sentito qualche impressione così, abbiamo rotto il ghiaccio. Adesso ci rivediamo domenica prossima, come avete sentito prima dalla presentazione di Alessandro Berlasso a Terenzano, quindi non mi resta altro che salutarvi anche per questa volta, darvi appuntamento domenica 1° aprile, partenza ore 9:30 dall'impianto di Speedway lì di Terenzano. Vi lascio come sempre buoni allenamenti, la prossima volta amiche podiste femminucce siate meno paurose, meno timide, che ci ritroviamo per raccontare un po' le nostre storie, le nostre corse. Quindi buoni allenamenti, alla prossima, ciao!